Bene, buonasera a tutti, sono dal vivo. Benvenuti a questa nuova live del canale Labirintando con Iana. Io sono sempre la vostra Iana Sagoga di fiducia e oggi sono qui per parlarvi del secondo volume dei racconti della nuragalogia. Ora, non so bene chi ci sia, chi non ci sia online. Ecco qua c'è Ignazio. Ciao Ignazio. Quindi aspettiamo che si avvicinino un po' di persone. Io mi sono connessa alle 19, questa volta il link era giusto, ragazzi, ce l'ho fatta, sì, meno male. Cioè, avevo un'ansia, avevo sbagliato il pulsante, ve lo posso dire, adesso ve lo posso dire, avevo sbagliato il pulsante la settimana scorsa perché ha cambiato l'interfaccia di Zoom e mi sono incasinata. Va bene, dai, era così, era una biforcazione, quindi niente, doveva succedere questa cosa martedì scorso. Oggi invece vedo che sta andando bene e niente, appena si avvicinano un po' di persone iniziamo. Allora, inizio col dire che lavorare sul secondo volume è stato veramente molto interessante e anche molto impegnativo. Vi spiego subito perché. Allora, innanzitutto non so se tutti voi abbiate visto, ma ne ho parlato anche in altri video, comunque sui social in generale. Ho fatto un intervento tutto in lingua sarda su una trasmissione che si chiama Brujas, una trasmissione radiofonica di Radio 1 regionale Sardegna, dove proprio mi sono state fatte delle domande sui racconti della nuragheologia, tutto in sardo. Quindi ho detto un po' di cose in linea generale. Francamente è stata un'esperienza molto bella, sia perché dovevo parlare tutto in lingua sarda e poi oggi capiremo perché c'è l'importanza di parlare tutto in lingua sarda, ma anche perché ho potuto parlare di un argomento che mi preme così tanto. E in più, avendo poco tempo a disposizione, sicuramente è stato anche molto importante avere la capacità di raggruppare concetti così importanti in sintesi, quindi non tanto ridurre e banalizzare come spesso fanno coloro che parlano di questi libri, ma appunto essere quanto più possibile sintetici, efficaci e funzionali. Questo invece è una cosa, diciamo, decisamente più complessa. Come vi ho detto in tantissime altre occasioni, parlare di questi libri è molto impegnativo perché bisogna conoscere molto bene la cultura sarda, quindi bisogna conoscere molto bene la lingua sarda, bisogna conoscere abbastanza bene il contesto a cui si fa riferimento e anche un pochino l'autore, ma non tantissimo perché vi dico la verità, leggo questi libri da moltissimi anni ormai, più o meno, insomma, dal 2008-2009. Non sapevo granché dell'autore, mi è venuto in aiuto, come vi ho detto anche nelle altre puntate, soprattutto Ivano Cirina mi ha dato una mano e sono riuscita a contestualizzare meglio l'autore. Eh, Però bisogna perlomeno contestualizzare, diciamo, localizzare un po' di dinamiche interne al contesto sardo, per tutta una serie di motivi, ma è fondamentale questo. Poi vi spiegherò meglio perché. Ok, c'è Marcella, buonasera Marcella, c'è Ivano, giustamente, Anna, ciao, anche Filippo, grazie ragazzi per essere qui, vedo che ci sono anche altre persone connesse che magari non salutano, quindi io direi di procedere, poi se qualcuno si connette più tardi dovrà guardare l'inizio. Allora, oggi siamo qui per parlare dei racconti della nuragheologia. È il terzo episodio che faccio, uno l'ho fatto in linea generale, il secondo l'ho fatto parlando del primo volume, adesso parliamo del secondo volume. Prima vi accennavo alla questione di quanto sia stato importante appunto parlare in quell'occasione radiofonica di questo argomento. Un motivo molto importante. Una delle conduttrici mi ha fatto una domanda molto specifica. Questi libri come vanno letti? Io ho detto che questi libri vanno letti assolutamente in ordine di come sono stati pubblicati, quindi ci sono 5 volumi più uno, quindi 6 volumi in tutto, dove 5 sono racconti, cioè proprio racconti propriamente detti, quindi romanzi, ok? Più un ultimo che è una raccolta di detti, proverbi, più
Brevis delusi e degumandu. Ok, userò anche delle parole in lingua sarda che ovviamente vi tradurrò, ma è importante che sappiate che comunque la dicitura è quella. Brevis delusi e degumandu significa formule, parole sussurrate che hanno un contesto specifico che vi ripeterò anche oggi, il significato di brevu, delusi e degumandu, della luce e del potere, ok? In questo senso. Quindi 5 più 1 vanno letti assolutamente in ordine perché, a parer mio, come ho detto anche in quell'occasione di quell'intervento, ogni racconto è un livello iniziatico. È un livello iniziatico in termine esperienziale, coscienziale e anche sensoriale. Quindi, con tutta probabilità, l'autore, anche alla luce del fatto che comunque siamo riusciti a capire che era un personaggio di altissimo livello culturale, un personaggio di assoluta conoscenza, competenza, assolutamente evidente sin dal primo volume che aveva delle conoscenze esoteriche molto specifiche, ha creato questi testi in modo che ogni passaggio fosse cosciente del passaggio precedente, proprio a livelli. Quindi, dopo che abbiamo letto il primo libro, possiamo passare al secondo. Il primo libro è un incipit generale, diciamo, di tutta questa serie di racconti, sono racchiusi in sé, in nuce, tutta una serie di elementi assolutamente sostanziali per definire il concetto di nuraghologia, che ricordiamo in sardo si chiama nuragia, nuraghia, ehm, e poi abbiamo tutta una serie di altri elementi che servono per comprendere il contesto specifico, perché attenzione, noi parliamo di nuragia, nuraghologia secondo il punto di vista di Don Raimondo De Muro, contestualizzato, quindi localizzato a quella che adesso definiamo Siurgus Donigala. Ma con tutta probabilità questo mondo che lui va a raccontare è un mondo che esiste anche in altre realtà della Sardegna. Più avanti vedremo meglio alcuni riferimenti più specifici perché mi porta a dire questa cosa. Oltre ovviamente al fatto che lavorandoci da tantissimi anni posso dire di aver avuto un po' di collegamenti, di feedback, come si dice adesso, su altri luoghi, però c'è anche da dire che anche nei testi stesso qualcosa traspare. Eh, ok, siamo tutti noi. Proseguo. Ovviamente se avete qualunque domanda scrivete, chiedetemi, io ho il mio cellulare a fianco perché dal PC non riesco a fare granché. Quindi definiamo prima di tutto Brebus perché è una cosa fondamentale. Subrebu è una parola, un termine che riporta da un lato al verbum latino, quindi indica proprio la parola di per sé. Quindi compreso l'azione come verbo, no? Quindi la parola che fa le cose, però in sé ha anche, diciamo, un riferimento semantico al barbaros greco, cioè all'atto di, come barbaros era l'atto di balbettare, cioè colui che balbettava, perché intendeva uno straniero che non parlava il greco fondamentalmente, così brevu indica invece qualcosa di sussurrato, quindi c'è anche questa onomatopea, diciamo, no? Onomatopea che poi linguisticamente può essere tranquillamente spiegata da un punto di vista delle dinamiche linguistiche, attenzione, però assolutamente questo suono brevu riporta in sé anche proprio l'atto magico, misterico e medicamentoso della sua funzione specifica. In Sardegna abbiamo quindi una serie di riti tramandati come pratiche chiuse tendenzialmente, può essere a livello familiare, può essere, ci sono tante regole per tramandare le doti, le competenze, i riti e le pratiche. Quindi Brevu indica questo, indica proprio l'atto magico, che però non è magia, ma è medicina, medicamentoso. Quindi tendenzialmente abbiamo ancora molti riferimenti all'interno della nostra società, che sono riferimenti comunque che sono rimasti incastonati nelle questioni sincretizzate nell'arco dei secoli e dei millenni, e nello specifico qua abbiamo una visione molto ortodossa, mi piace definirla così, cioè
non il brevo diciamo tramandato e quindi che si è sincretizzato anche a livello sociale, ma un brevo molto più misterico, molto più elitario, molto più esoterico in questo senso, nella definizione propriamente detta. Allora, di cosa parla innanzitutto i racconti della nuragologia secondo volume? Allora, se nel primo avevamo un'altra categoria, nel secondo parla dei donusu, i nobili agrari, quindi diciamo il ruolo sociale identificato dall'autore è quello dei donusu, cioè i nobili, che lui definisce nobili agrari. Nobili agrari perché riporta sicuramente alla cultura della terra, non so più come dirlo, che tutta la cultura sarda è totalmente impregnata di sincretismi e di conoscenze e competenze con tutto ciò che è agropastorale, cioè, non so proprio più come dirlo, sembra quasi una banalità, Sardegna a pecore, Sardegna a pastori, Sardegna a formaggio, ma in realtà è proprio la struttura più profonda della nostra cultura e della nostra società. Quindi lui va a identificare come soggetto portante di tutto questo libro proprio la categoria dei nobili. Allora, chi sono i protagonisti? Qua il protagonista è il dottor Bunt, il luogo è S scritto S, cioè non S puntato, ma scritto proprio S. Ovviamente mi viene da pensare che sia diciamo un nome che va ad indicare Siurgus, però non si fa molto riferimento, questa è una cosa molto particolare. Nel testo poi ho visto che invece certi personaggi parlano di Donigala, quindi c'è ancora questa visione divisoria tra Siurgus e Donigala in un certo senso, ma sembra più proprio una cosa relativa alla questione del toponimo, cioè ci troviamo in quella parte che era Siurgus e ci troviamo in quella parte che era Donigala, però in questo caso specifico è S, quindi non è proprio sicuro, cioè è sempre molto ambiguo comunque Don Raimondo, nel senso che da un lato sembrerebbe che non voglia rivelarci delle cose, dall'altro sembra che vuole rimanere vago per non schierarsi, non è molto chiaro in questo senso, però sicuramente è molto particolare, molto affascinante. Io credo che servirebbe di più uno sguardo interno, nel senso che se questi libri li leggessero e li analizzassero, potessi avere anche l'occasione di parlare con persone che vivono a Siurgus Donigala e che magari fanno un lavoro di ricostruzione storica, eccetera, probabilmente mi darebbero veramente una mano perché i luoghi sono molto ben descritti, cioè si descrivono proprio edifici specifici con nomi, toponimi, anche nomi di persone che magari sono passati tanti anni e non è detto che le nuove generazioni possano conoscere, però insomma anche per ricordo, assonanza, qualcosa potrebbe ancora venire fuori. Stiamo parlando del periodo storico del subito dopoguerra, quindi stiamo parlando proprio della ricostruzione dell'Italia in un luogo che Italia non è mai stata e non sarà mai, quindi veramente molto molto particolare questo tipo di approccio. E ironia della sorte, siccome martedì abbiamo parlato della Y, quindi di questa visione destra-sinistra, parte buona, parte cattiva, anche qui parleremo di questo perché stiamo andando proprio a connotare tutte quelle spinte, quelle dinamiche politiche e sociali che vanno a influenzare e a strutturare socialmente tutta una serie di orientamenti ideologici, politici. E voi direte, ok, ma e questo cosa c'entra con l'esoterismo? Cioè, qua abbiamo detto che avremmo parlato di esoterismo, invece ce la finiamo a parlare di politica. Ecco, la cosa molto particolare, molto interessante di tutti i racconti della nuragalogia, ma anche della cultura sarda, è che veramente la politica era parte integrante e fondamentale di tutta la società. Quindi la questione dell'organizzazione della gestione del territorio, l'organizzazione della gestione del lavoro, quindi delle competenze, dei ruoli, era qualcosa assolutamente di fondamentale. Fondamentale è vero, al punto che appunto c'era una struttura molto molto attenta. Parliamo ovviamente del passato in questo caso, però nel racconto della nuragalogia andiamo proprio a definire un po' meglio tutte queste dinamiche qua.
Quindi siamo appunto in questo periodo storico, probabilmente gli anni 50, in effetti non c'è un riferimento specifico né del luogo né del tempo, però diciamo dall'aroma che si annusa nell'ambientazione, assolutamente si sta parlando di questa spinta, insomma di tutti i riflessi dei padri costituzionalisti del dopoguerra, quindi la definizione del termine democrazia assolutamente continuamente presente in tutto il libro, continuamente. Se c'è una parola chiave che possiamo utilizzare è democrazia. Attenzione, democrazia non è inteso come il modello assoluto a cui bisogna aspirare, ma è proprio un dialogo sulla democrazia, ok? Io l'ho trovato veramente molto interessante, l'avevo ovviamente già letto, ma l'avevo letto prima del Covid e quindi dopo il Covid questo libro assume tutto un altro significato. Perché vi dico questo? Perché per esempio mi ricordo che durante il Covid mi capitava spesso di parlare con persone, diciamo, della generazione di quegli anni là, degli anni 50, degli anni 60, e la maggior parte di loro mi ripetevano che la democrazia non è un processo da cui si possa tornare indietro, non è reversibile, è irreversibile. Ok? Io lo trovavo una cosa molto, molto particolare perché non riuscivo a comprendere come fosse accaduto che questo concetto si fosse radicato in modo così profondo all'interno della costruzione della realtà di quella generazione da portarli a pensare una cosa così drastica, così assolutistica, perché il fatto che la democrazia sia un dato di fatto dal quale non si possa tornare indietro, francamente per me non è mai stato scontato, neanche da ragazzina, anzi un po' insomma anche con tutto il lavoro che si fa nelle scuole, parlare insomma degli assolutismi, delle dittature dei primi del Novecento, francamente mi sembrava una cosa anche troppo facile ricadere in un tranello di quel tipo, no? E quindi questa certezza assoluta da parte di questa generazione, perlomeno è la mia statistica personale, non è che ho fatto una statistica degna di note scientifiche quantitativamente parlando, però mi sembrava particolare questo aspetto. In questo libro, appunto, si mette in discussione proprio il processo in cui questo tipo diciamo, di valore si è messo, si è entrato a far parte della struttura ideologica, diciamo, di quella generazione specifica. Allora, questo dottor Bante è un assistente sociale che noi quando sentiamo parlare di assistente sociale, no? Immaginiamo appunto un ruolo specifico all'interno di un'istituzione specifica che ha la funzione di controllo, accompagnamento di tutte le parti che compongono la società, con tutti gli schifo del caso, visto che siamo moderni. In realtà questo assistente sociale, questo termine assistente sociale all'interno del libro assume un significato dal profumo molto romantico e soprattutto è molto polarizzato perché all'interno di questo libro non è l'unico assistente sociale, c'è lui, dottor Bante, che fa parte, che è assistente sociale, diciamo in soldo, al soldo, pagato da il Comitato di Liberazione Democratica e poi ci sono altri assistenti sociali come per esempio Benito che invece è della Lega dei Braccianti. Benito che mi fa molto ridere nel libro che comunque Don Raimondo mette nomi particolari, cioè c'è questo Benito per esempio, uno si immagina che possa essere assolutamente super conservatore, super di destra, con tutta quella visione molto del ventennio, no? Col nome ridondante. In realtà invece lui è diciamo, l'apripista, il più grande, il più importante all'interno di questa comunità del partito progressista. Assolutamente quella parte marxista, diciamo anche più estrema rispetto al socialismo di per sé, no? La parte più comunista, diciamo, in questo senso. Si chiama Benito, quindi diciamo, è molto, molto divertente, diciamo, anche l'ironia della sorte che pone all'interno del libro quando ne parla.
E lui fa parte, appunto, è un assistente sociale che è al soldo di questa Lega dei Braccianti, quindi un punto di vista più basso, mentre Bante non è il Comitato di Liberazione Democratica. Chi è questo Bante? Questo Bante non ha assolutamente legami familiari, non è radicato all'interno della comunità dove si svolge il racconto. Lui si fa capire all'interno del testo che è nipote di un importantissimo, ehm, mi viene il termine in sardo, scusate, vescovo, ok, mi veniva Monsignori, ma è vescovo, di un importantissimo vescovo sardo. E quindi grazie a questo fatto aveva avuto la possibilità di uscire fuori dalla Sardegna a studiare, prendersi una laurea proprio in materie sociali che l'aveva portato appunto a assumere il ruolo di assistente sociale. Quindi assolutamente qualcosa impregnato di grande conservatorismo cattolico in questo senso, però con grande riformismo dal punto di vista del passaggio dalla monarchia prima, poi appunto tutti gli aspetti più cioè, peggiori del ventennio, a appunto a una nuova visione repubblicana, democratica, diciamo una terraformazione di tutto ciò che era il territorio considerato italiano. Ehm, ok, che tutto c'è. Va bene, vi saluto tutti ragazzi, vedo che ci siete, io ogni tanto leggo se volete fare delle domande, io sono a disposizione. C'è tanto da dire in effetti, quindi ogni tanto leggerò anche qualche stralcio perché è molto importante. Quindi vi dicevo, c'è proprio tutta questa spinta ideologica, i personaggi vengono presentati appunto come polarizzati su una base piuttosto che su un'altra. Il caso specifico del dottor Bant è molto particolare perché è un uomo giovane che ha sofferto moltissimo perché ha avuto problemi familiari, ma lo zio si è occupato di lui, lo zio appunto vescovo, e questo comunque era anche una cosa molto importante, cioè il fatto che lui fosse nipote di un vescovo lo rendeva già un personaggio venerabile all'interno della società anche specifica di questa comunità. Chiunque sia sardo e vive nelle bide sa benissimo di cosa parliamo. Quello è il nipote di, quello è il fratello di. È un ruolo di prestigio quando tu hai una parentela nel tuo clan di qualcuno che abbia appunto una carica importante a livello istituzionale. Quindi lui arriva lì già con questo peso, tra virgolette, nel senso che il libro inizia che lui scende dalla corriera, quindi dal pullman, sente già tutto il peso del fatto di essere nipote di questo zio, trovando comunque il retroterra molto legato a tutte le questioni cattoliche, perché poi è evidente che il Comitato di Liberazione Democratica ha una definizione di democrazia che è collegata molto a tutto l'ambiente cristiano-cattolico di quell'epoca specifica, quindi quello che poi sarebbe diventato democrazia cristiana per intenderci, e quindi si porta questo peso, cioè, avere un ruolo già a priori diventa qualcosa di pesantuccio. C'è da dire questa cosa che secondo me è molto importante. Allora, all'interno del libro noi abbiamo molte sigle, molti nomi, molti, diciamo, ehm, acronimi di varie cose. Non è chiaro sempre se siano tutti veri, nel senso che sono io che non ho competenze abbastanza da comprendere se effettivamente negli anni 50 ci fossero veramente tutte queste sigle. Cioè io posso magari arrivare agli anni 60, anni 70, ma in quegli anni là certi nomi francamente non mi tornano. Se vai a googolare i nomi che ci sono qua dentro non ne trovi neanche uno, sinceramente non trovi niente. E quindi io non ho capito se lui, insomma, magari ha scritto anche in quel periodo, perché comunque se i libri vanno scritti, quindi negli anni 80 li ha pubblicati, magari li ha scritti in 20 anni questi libri, no? Quindi può essere anche che i primi libri, il primo libro con tutta probabilità l'ha scritto, forse è l'ultimo che ha scritto, perché è evidente che parlava di una cosa molto specifica prima della pubblicazione. Probabilmente sono ambientati negli anni 70, giù di lì, non è molto chiara questa cosa. Ma il secondo libro torna indietro nel tempo e potrebbe anche essere stato scritto, diciamo, a ridosso del periodo di cui parla. E quindi potrebbe anche
aver pensato di cambiare determinati nomi, cambiare delle lettere agli acronimi, per non dare una connotazione troppo specifica a dinamiche che stavano accadendo in quel momento. Ovviamente, se lui avesse deciso di pubblicare quel libro in quel preciso momento in cui lo scriveva, le persone coinvolte all'interno di certe dinamiche si sarebbero potute sentire colpite. Quindi potrebbe essere così. Le mie sono tutte speculazioni, ragazzi, sono tutti discorsi, analisi che mi sono venute in mente, ma cioè non ho prove per dire questo. Io approfitto proprio di questa occasione anche per fare appello a chi possa avere più conoscenze, più collegamenti di me, per aprire, diciamo, il discorso a un'analisi un pochino più basata sui dati di fatto. Però ecco, ci sono questi nomi che tornano molto molto interessanti, che sono nomi parlanti, nel senso che è chiaro, quando parli di Comitato di Liberazione Democratica, Lega dei Braccianti, hanno un non so che di familiare da un lato, un non so che di molto fantasioso dall'altro, però ci connotano chiaramente di che tipo di scatole istituzionali stiamo parlando. Allora, questo tipo di orientamento di cui vi parlavo prima, cioè queste spinte di orientamento, non riguardano soltanto, appunto, come vi dicevo prima, la dinamica della definizione della democrazia, quindi la dinamica destra-sinistra, che già era presente nel contesto italiano diciamo, da fine 800, conosciamo la famosa destra storica, sinistra storica, eccetera, eccetera. Però vanno, diciamo, a definire molto meglio questo tipo di orientamenti, già con nomi anche di partiti, ripeto, sempre acronimi che alcuni tornano, altri un po' meno, non è molto chiaro. E anche lì potrebbe essere anche che certi nomi si sono proprio persi, nel senso che magari erano piccoli movimenti specifici, magari nati anche in Sardegna, esistono queste dinamiche, esistono attualmente, quindi esistevano sicuramente anche in quegli anni là. E vanno però a definire proprio la visione del mondo, in questo senso, cioè il modo in cui, diciamo, le frange della società andavano a coagularsi attorno a determinate idee piuttosto che altre, e valori piuttosto che altri. Quindi, secondo me, è un'analisi molto, molto attenta delle dinamiche socioculturali. Il contesto, diciamo, è questo, un concetto di terraformazione dal punto di vista politico-sociale, e poi si vanno a analizzare tutte le dinamiche. Quindi abbiamo la divisione tra destra e sinistra, contestualizzando quindi conservatori e progressisti. Il polo maggiore sicuramente è appunto quello della democrazia cristiana, che è anche un po' confusa, nel senso che all'interno in sé ha personaggi che per esempio erano molto importanti durante il ventennio e che si sono rifunzionalizzati in personaggi iperdemocratici, no? In questo senso, super democratici, cioè personaggi che pur di portare la democrazia usavano l'olio di ricino e i manganelli. Così, queste cose molto particolari che conosciamo anche storicamente molto tranquillamente. E poi, ecco, poi c'è invece l'aspetto della lotta di classe, quindi abbiamo quei personaggi assolutamente super alternativi in questo senso, con una visione molto dal basso. Cosa accomuna questi due frangenti che si scontrano e cercano appunto di portare la propria visione e la propria nuova costruzione della realtà in queste società sarde? Il fatto che tutti odiassero Sannu Regia, cioè tutti, ok, cioè, si odiavano tra di loro, ma la cosa che odiavano di più era senza dubbio Sannu Regia. Quindi lì andiamo già a definire cosa sia Sannu Regia, diventa già complesso perché odiandola ovviamente ognuno la rappresentava a modo suo, quindi quelli, diciamo, cattolici, democratico-cattolici, la definivano in un modo, pagani ignoranti che hanno una visione del Dio che è assolutamente legato più alle questioni del male piuttosto che alle questioni veramente alte, e invece quelli che diciamo erano comunisti per intenderci, li definivano come i sfruttatori del popolo perché la nuragalogia andava ad identificare i donus, cioè i nobili, come coloro che si occupavano della gestione del territorio e della gestione dei ruoli sociali.
E quindi, prima di tutto, era un relitto, così viene definito, no? Relitto antesignano preistorico, cioè proprio nuragico in termine negativo, cioè sei nuragico, sei preistorico, no? In questo senso. E oltretutto con sfruttamento del popolo, perché ovviamente gli strati più bassi della società dovevano essere decisamente più liberi di poter scegliere, liberi di trovare il proprio ruolo, non portare avanti un ruolo che si tramandavano di generazione in generazione da chissà quanti millenni all'interno di questa struttura che è gestita dalla nuragalogia, cioè Sazienda, l'azienda dei Donosu, il centro assolutamente culturale, politico, sociale di esse in questo momento specifico, che è quindi il centro, diciamo, di tutto il racconto, in fin dei conti. Allora, io voglio leggere qualcosa, perché, per esempio, a proposito della definizione di nuragalogia, questa contrapposizione della nuragalogia, a un certo punto c'è un passaggio di questo colonnello che aveva fatto la guerra, colonnello Musino. E a un certo punto incontra il dottor Bante, lo chiama a sé per dirgli: guarda che in mezzo a tutto questo casino dove i cattolici ce l'hanno con la nuragia e la Sianda dei Donus, come si chiama? I comunisti ce l'hanno con loro, di mezzo a un certo punto arrivano pure gli anarchici, cioè veramente di tutto, cioè spinte assurde in questo senso. Devi riflettere meglio su che cosa sia la Sianda dei Donosu e che cosa sia la nuragalogia prima di schierarti da una parte e dall'altra. E gli fa questo discorso, gli dice: con quale istituzione si vuole sostituire Sazienda dei Donosu e tutto quel suo mondo fondato sull'amore e la dignità dell'uomo? Veda, non so se ella sia già stata messa al corrente. Questa forma di conduzione aziendale agropastorale è vecchia di 3.000 anni perché ha conservato unica in Sardegna le medesime strutture, le medesime leggi e usanze del tempo dei nuraghi e sono ancora valide, direi modernissime, come l'arte dei bronzetti nuragici. La sua formula, in cui il padrone Summeri regna ma non governa, perché questo è prerogativa dei Sotsusu, cioè della maestranza che vi lavora e produce, non è la formula più saggia ed economicamente valida, molto meglio di ciò che i marxisti vanno sbraitando col loro antieconomico slogan la terra ai contadini, la terra a chi la lavora. Questo sì che è retorica di bassa lega. Dite prima che cosa e in che modo volete sostituire questa struttura trimillenaria? Sino ad ora non c'è nulla di serio, tutte chiacchiere di gente che campa la giornata, coglioni e farabutti che pensano solo ad arrampicarsi dentro e fuori dai partiti. Stia attento prima di distruggere un sistema socio-economico sperimentato da secoli come quello dell'azienda dei Donusu. È sicuro lei e gli uomini politici che serve che con quanto lo sostituiranno si avrà il benessere e la felicità per tutti? Ne è sicuro, proprio sicuro. Io sono certo che non c'è nulla di sicuro, che tutto quanto vogliono fare, per esempio la riforma agraria, dividendo le terre, cioè le grandi tanche, sia una pagliacciata, una cosa non ponderata bene. È molto molto interessante questo passaggio, innanzitutto anche perché, per esempio, usa una brutta parola, no? Che usa coglione, usa un turpiloquio. Anche questo secondo me è molto interessante, nel senso che non è abbastanza usuale all'interno del testo trovare una parola come questa. Eh, sì, magari c'è anche stronzo in giro, cioè anche in questo testo c'è parecchie volte. Però ecco, per esempio c'è anche questo caso del turpiloquio, ma poi anche l'altro aspetto, insomma, che proprio dice che la formula della nuragalogia, quindi questa azienda dei donus, è la formula assolutamente più funzionale ed efficace, cioè dice proprio questa definizione. Eh, Summeri, regna ma non governa, il padrone regna ma non governa, cioè è una visione che va anche al di là della monarchia e infatti è una visione che si ricollega moltissimo all'aspetto giudicale. Io credo di averne anche già parlato
nell'altra live, cioè si ricollega al periodo giudicale, cioè l'aspetto del modo in cui si governava durante l'epoca giudicale. Quindi noi avevamo i giudicati, avevamo i giudici, non avevamo re, non avevamo altri tipi di figure, ma era un giudice, quindi qualcuno che in modo imparziale gestiva e amministrava, ma lasciava il lavoro, la gestione specifica a tutte le persone che stavano attorno. Quindi una visione molto circolare, non era una visione piramidale. Ok, io ci sono sempre a disposizione se avete delle domande da fare. Quindi abbiamo detto che il luogo potrebbe essere Siurgus, ma ancora non è molto chiaro. Quindi sappiamo che appunto questo Dottor Bunt, che è il protagonista di tutto il libro, arriva a Siurgus, arriva a Esse, con appunto l'intento di portare avanti la democrazia, di applicare la democrazia che tanto aveva studiato nei suoi corsi universitari nel nord Italia, e si ritrova in mezzo a questa dinamica, questa sorta di faida, chiamiamola così, ideologica. Dottor Bante piano piano cerca di capire effettivamente di cosa si tratta, cioè vuole entrare a contatto con la nuragologia per capire, contemporaneamente viene molto, cioè gli viene sconsigliato fortemente di avvicinarsi troppo a quel mondo là perché potrebbe contagiarlo e poi perché è pronta una scomunica da parte delle istituzioni ecclesiastiche contro questo mondo super pagano, che totalmente si allontana dalla visione sia teologica sia politica e sociale diciamo, del mondo ecclesiastico. Allora, pagina 50, Bante incontra per la prima volta la nuragologia, cioè definisce la nuragologia. Allora, incontra il capofattore e incomincia a fare delle domande, cioè a chiedere. C'è un aspetto che non vi ho detto che è molto importante. Allora, lui come arriva a esse, chiunque incontri, il primo che incontra è il suo capo, tra virgolette, cioè colui che è a capo del Comitato di Liberazione Democratica, e la prima cosa che succede è, ma lei parla italiano, parla sardo, e lui è felicissimo di poter dire che parla italiano, perché insomma all'epoca era di grande pregio conoscere l'italiano, però parlava il sardo, sia la variante campidanese che la variante logudorese, quindi da qui partono a parlare in campidanese, nella variante campidanese, che poi è una variante specifica, perché non è assolutamente, le inflessioni sono tipiche del luogo anche attualmente. In questo modo devo farvi questa nota tecnica, cioè nelle traduzioni si vede che ci sono sempre quelle discordanze leggere, ma molto importanti quando si parla di cultura sarda, perché ovviamente nella traduzione si perde tutta una serie di sfumature che andrebbero a collocare la cosa in modo molto più specifico. Quindi cioè, questa è una cosa molto importante da dire. Quando incontro ovviamente il capofattore dell'azienda dei Donusu e iniziano a parlare di nuragia, è tutto in sardo, quindi io vi leggerò la parte in italiano. Eh, quindi entra in contatto con lui. A un certo punto il capofattore dice: È un momento difficile, il più difficile di tutta la nostra storia. Sento che questa volta lo straniero vincerà e la sardità andrà distrutta per sempre. Della civiltà nostra, la migliore e la più giusta di tutta l'umanità, da quando la terra, col genio di Dio, l'ha prodotta insieme con tutti gli esseri viventi dell'universo, non resterà nulla, nemmeno il modo di parlare nostro, perché pure quello andrà perduto, perché tutti parleranno l'italiano e nessuno parlerà più il sardo. E quando un popolo perde la sua lingua, perde tutto.
E poi gli dice: Ma perché questa civiltà che lei ha accennato è rimasta sconosciuta sia ai sardi e sia agli storici antichi e moderni? Qual è lo scopo, il motivo che ha portato a conservare questo mistero, questo silenzio? Gli chiede Bante, perché Bante si accorge subito che c'è proprio un'aura misterica, cioè proprio un mistero profondissimo riguardo molte dinamiche. E quindi gli chiede come mai questa nuragheologia è rimasta così sconosciuta, così nascosta. E il tizio, cioè, insomma, il capofattore gli risponde: i motivi sono molto lontani. I sardi sono stati costretti, se volevano vivere e conservare la stirpe per sempre, a ritirarsi dalla storia che tutta l'umanità si è voluta dare. Noi siamo l'unico popolo della terra che conserva la civiltà vera e pura, non mostruosa come gli altri uomini. Stanotte non posso dirle di più. Un'altra volta, se capita e lei desidera conoscerla, mi chiami e io e Lussorio, l'altro socio che sa queste cose, siamo pronti a metterla a conoscenza della nuragalogia, che è la legge eterna con la quale tutta la civiltà e l'esistenza dell'uomo è fondata. Anche in questo caso, nella traduzione, si vede che c'è una struttura totalmente in sardo. Questo discorso è pensato in sardo, è stato tradotto in italiano, quindi in italiano ha delle sonorità che sono strane, e poi anche delle traduzioni di alcune parole che non sono particolari. Con molto piacere, gli dice Bante. Quindi lui si sta avvicinando sempre di più alla questione della nuragheologia. Quindi anche Benito, appunto, questo suo collega assistente sociale che però lavora per la Lega dei Braccianti, lo spinge a cercare di capire meglio cosa sia la nuragheologia, perché lui stesso, pur essendo DS, non riesce a capire molte cose. Allora, vediamo, io poi mi sono segnata a pagina 60. Sì, a un certo punto sta parlando con Benito e Benito gli dice: Te lo dico io che è così, fatti spiegare le leggi e i brevis de Sallugi, come li chiamano i Sozuzu, e capirai cosa è veramente la nuragheologia. E adesso che siamo su questo argomento, sai la cosa che più mi ha impressionato di questa nuragheologia? Di questa, ne parla con distacco, comunque come se non fosse una cosa sua. È quel costante riferimento al nuraghe. Non c'è postulato della nuragheologia che non vi faccia accenno, ma è un cenno, un riferimento che so, come qualcosa di non umano. Ecco, proprio così, non umano. Non vorrei passare ai tuoi occhi come un vanesio, ma quel nuraghe non mi convince. La storia che sia stato un fortino per le lotte tribali o qualcosa di simile mi pare a dir poco non coerente. Vi deve essere capitato qualcosa dentro quelle mura che è sfuggito all'osservazione e all'intuizione di chi ha preteso di studiarli. È troppo perfetto quel monumento, ma soprattutto esce fuori da ogni canone di vita socio-economica umana. Non ci hai mai pensato tu? Ebbene, io ci sto pensando da quando ho preso conoscenza di questi teisti e li definisce teisti. Quindi lui da comunista ovviamente già tutta questa spiritualità, dice, oddio, materialismo, torniamo al materialismo, via, lontano da me, c'è puzza di questioni spirituali, allontaniamoci. Quindi questa è la visione di Benito, giustamente. La questione particolare che io volevo farvi notare in questo stralcio è il fatto che comunque sono le domande che ci poniamo attualmente noi sardi, ve l'ho detto mille volte, cioè questa cosa che il Nuraga appunto sia stato un luogo dove si facevano le guerre, che fosse una specie di castello preistorico dove si abbarbicavano i potenti di quel luogo. Sì e no, cioè per certi versi sì, considerando quanto siano mastodontiche le mura, ma anche no, perché poi c'è qualcosa che non torna in tutto questo, quindi ci si fa tante domande. Qui infatti si passa all'aspetto più spirituale. Allora, Filippo mi chiede quanti dialetti o inflessioni sardi esistono. Allora, la questione della lingua sarda attualmente è questa. Ci sono due varianti, in Sardegna ci sono due varianti sarde propriamente dette, cioè con una struttura, una conformazione linguistica specifica secondo regole linguistiche specifiche che vanno riferite al sardo propriamente detto, in due varianti. La variante diciamo del sud, come tradizione dividerla capo di sopra e capo di sotto, quindi il nord è il capo di sopra e il sud è il capo di sotto, e quindi al sud il Campidanese, in riferimento alla geografia dei Campidani, di Oristano e di Cagliari, che sono diciamo, le pianure più grandi del sud.
E poi il Logudorese in riferimento a una regione storica specifica che è il Logudoro, che però va poi a prendere, diciamo, la parte nord dell'isola. Non è una definizione molto specifica, servirebbe una carta geografica tematica che fa vedere, ce l'ho lì, però adesso se mi metto a staccarla è un casino, ve la farò vedere. Dove ci sono appunto tutte le varianti. Le macro varianti sono queste, poi ci sono delle varianti allofone, cosiddette allofone, cioè che sono di conformazione, struttura e influenza di altre lingue. Ma insomma, mi viene l'esempio del catalano parlato ad Alghero, si parla proprio il catalano, cioè tra catalani e algheresi si capiscono senza problemi, oppure il tabarchino parlato a Carloforte. Poi la grande allofonia, che però per me è sardo, cioè non mi cambia niente, ma anche il catalano parlato ad Alghero e il tabarchino parlato a Carloforte per me è sardo lo stesso, perché si capiscono tranquillamente, però ha preso comunque, è stato sardizzato in un modo o in un altro per il fatto di essere parlato in un luogo specifico all'interno dell'isola, facente parte dell'isola territorialmente, è il gallurese. Il gallurese è una struttura comunque che è molto vicina alla struttura del volgare italiano, per intenderci. Adesso non voglio dire cazzate, non voglio che i linguisti mi attacchino perché non sono una linguista, non lo so, però strutturalmente non è riconducibile, diciamo, al sardo propriamente detto, viene considerato allofono. Però per me è assolutamente sardo, e tra l'altro è ciò che ci lega alla nostra isola gemella che è la Corsica, quindi assolutamente è sardo, cioè io no, conosco persone galluresi, io parlo in sardo, e loro parlano in gallurese e ci capiamo tranquillamente, perché è una questione proprio di sardofonia, di parlare il sardo. A posto, hanno tirato di mezzo pure gli extraterrestri con il Nuraga. Ci arriveremo anche a questo. Adesso quanto siamo? A tre quarti d'ora, va che accelero perché qua c'è roba da dire a manetta. Ehm, Allora, un'altra questione particolare che vi dicevo prima riguardo appunto la visione della nuragologia, eccetera, è la questione desistrangus de Sardigna. Qua viene definita una categoria molto specifica, cioè Zistrangius de Sardigna sono gli stranieri di Sardegna, cioè i sardi che si sono autorresi stranieri, cioè che hanno preso un'influenza culturale esterna talmente forte a livello strutturale, culturale, quindi giusto appunto in termini proprio antropologici, che sono diventati stranieri nella propria terra, non hanno più quel collegamento con la terra, non hanno più quella visione della terra che li rende sardi piuttosto che no, identitaria in questo senso. Quindi viene definita questa categoria. E infatti Benito continua a parlare con Bante e gli dice: Ti rendi conto, io e te siamo sardi di origine e di nascita, ma poiché abbiamo una cultura non sarda, non siamo altro che sardi stranieri in patria. Non a torto, essi ci chiamano Sardus Strangius, quindi sardi stranieri. Sardi stranieri alla nostra nazione. Attenzione, qua c'è la definizione del concetto di nazione. Ehm, boh, interessante, non dico altro, io dico solo interessante, poi magari si approfondirà. Alla nostra cultura di origine, sicuramente Raimondo De Muro aveva fatto comunque studi antropologici, ne sono sicura perché ci sono delle cose che è troppo chiaro che li avesse fatti. Quindi sardi stranieri alla nostra nazione, alla nostra cultura di origine, perché abbiamo adottato la cultura del dominatore, del colonizzatore. Ed è per questa cultura impostaci che noi ci sentiamo prima italiani e poi sardi. Ed è qui che sta il nostro marcio di uomini di una nazione che abbiamo rinnegato, la nazione sarda, giusto appunto. Quindi questo è un concetto veramente molto importante perché l'azienda dei donus e quindi la nuragologia, sanuragia diventa il baluardo di coloro che difendono l'identità sarda sia diciamo appunto culturale, sociale, spirituale, ma assolutamente anche intesa come istituzionale. Qua c'è anche proprio uno scontro verso ciò che è istituzione altra, dominante, quindi quello che vi dico sempre, la cultura egemone e cultura subalterna, cioè la cultura subalterna che si pone in totale contrasto verso la cultura egemone. Qua se ne parla in modo molto molto chiaro, molto molto specifico. In tutto questo
non dimentichiamoci che è un romanzo, quindi ci sono tutti i personaggi che si intrecciano, che vengono descritti, il protagonista Bunt, il dottor Bunt, il dottore, perché ovviamente una laurea negli anni 50-60, era stato il grande maestro assoluto, no? Quindi un ruolo veramente importante, quindi spesso è definito come dottore. Sta cercando anche di comprendere, diciamo, le dinamiche sociali anche più superficiali. E a un certo punto si innamora di Maria Teresa, quindi c'è tutto questa parte dove lui veramente è completamente attratto da questa donna, che però è una donna molto, molto radicata, una donna assolutamente in perfetto, diciamo, che si incastra in modo armonico all'interno della struttura sociale della comunità a cui facciamo riferimento e che quindi lui fatica a intercettare con la sua appunto estraneità alle dinamiche appunto della comunità specifica, ma anche della sardità in linea generale, nonostante parli il sardo, molte cose assolutamente hanno un profumo, una posa continentale, detto molto chiaramente. Poi chiamo Strangio Giù de Sardegna, noi li chiamiamo mascari, ma vabbè, sono dettagli questi, quelli sono proprio, cioè persone che non hanno una visione del mondo, non c'entra niente il ruolo che hai, il lavoro che fai, non è quello. Io perlomeno non la vivo così, la vivo proprio quando ti vergogni di ciò che sei, quello è proprio essere strangioso nella propria terra. Quindi lui si innamora di Maria Teresa e man mano che questo amore cresce, cresce anche la curiosità di comprendere meglio le dinamiche interne a Sazienda dei Donosu e alla nuragalogia. Allora, pagina 72 abbiamo un riferimento molto molto importante. A un certo punto lui arriva all'interno della azienda dei Donusu. Arriva dentro e ci sono, vabbè, lui rimane immediatamente stranito perché gli sembra un mondo parallelo, cioè un mondo dove veramente vede anziani che insegnano ai bambini come camminare con una posa di grande, c'è un termine specifico, di grande padronanza del proprio corpo. C'è un adagio, viene definito così, cioè un'andatura, un'armonia specifica che appunto coloro che sono educati in seno alla nuragia devono incarnare, perché non è una posa, cioè non è che tu a un certo punto decidi di camminare in quel modo, tu sei in quel modo fondamentalmente e vieni cresciuto culturalmente, tramandato in questo modo qua. Quindi lui entra, vede grandi alberi dove sotto gli anziani, molto anziani, insegnano ai giovani molto giovani, parlano tutto in lingua sarda con parole di grande forza interiore e rimane abbastanza stranito. Poi a un certo punto descrive il luogo, questo è molto interessante. I cortili erano due, davanti e dietro su dominario, cioè su dominario proprio, rappresenta proprio la struttura, l'edificio, è un termine che ancora adesso utilizziamo e indica proprio una parte specifica di un edificio che ha un ruolo specifico all'interno di un'azienda agropastorale. Recintati da muri alti di pietra scura, pavimentati con ciottoli levigati di fiume di colore rosa, bianco e nero, formanti nell'insieme figurazioni di significato strano per chi, come dottor Bante, non era addentro nella conoscenza della nuragia. La forma geometrica di questi due spaziosi cortili era quadrangolare e viste dal colle di Nivu, quindi vede che ci sono riferimenti proprio specifici a luoghi, apparivano scenograficamente stupendi che chiudevano come in uno scrigno la Iana. Ok, abbiamo la dicitura Iana. Qua. Non lo vedrete mai, io ci sto provando, sì, forse ce l'avete fatta, Iana, scritto in tutto in maiuscolo. Come in uno scrigno la iana, cioè la figurazione geometrica del labirinto nuragico. Tutto il complesso edilizio del suddominario aveva infatti la forma della iana, con i suoi 7 padiglioni a mezzaluna e a pianta lineare. Quindi qua abbiamo proprio l'indicazione che anche architettonicamente c'era assolutamente l'intento, c'era assolutamente la cultura, c'era assolutamente la tradizione
di riportare una simbologia specifica nelle questioni architettoniche. Non ricorda qualcosa tutto questo? Simbologia, costruzione, molto massonica questa cosa, ovvero massoneria ante litteram, no? La madre delle massonerie? I costruttori di nuraghe sono stati i primi massoni? Non lo so, vi lascio il punto di domanda perché qua non c'è risposta, perlomeno non la possiamo dire, nel senso che se anche dovessimo arrivare al punto di conoscere la risposta, non ne potremmo parlare comunque, perché probabilmente è tutto relegato in una cosa molto, molto elitaria, molto misterica. Quindi, boh, per ora non diciamo altro. Poi ancora lui poi a un certo punto incontra il famoso Lussorio di cui vi ho parlato prima quando incontra appunto il capofattore. Che lui, Lussorio ha questo ruolo molto particolare, cioè lui è colui che racconta, quindi tramanda in questo senso tutte, diciamo, le conoscenze più importanti della nuragia. Quindi, pagina 75. Ciao Andre, benvenuto. Incontra Lussorio, Luxorio in sardo, e rimane subito molto affascinato dal suo modo così carismatico di presentarsi. Ha una padronanza di sé profondissima, una pacatezza, un'energia, non lo dice l'energia perché ovviamente ormai cioè, parlare di energia si è sdoganato adesso con la New Age, però ecco, parla in questo senso qua, sente subito, rimane subito molto in soggezione nei confronti di questo Luxorio che è Luxorio, che però io penso sia Luxorio, io lo dico, però non sono sicura, non lo so come lo pronuncia. Ivano, tu lo sai come si pronuncia questo nome? Eh, Lussorio in sardo, io Lusorio, Luxorio non l'ho mai sentito sinceramente, quindi boh, non lo so. Se c'è qualche sardo in ascolto mi aiuti, mi dice come si dice Lussorio in sardo, nostro perlomeno. Ma anche nel vostro va bene lo stesso. Quindi rimane molto, molto affascinato da questo suo modo così forte di porsi, così di questa fermezza, questa forza e certezza. Quindi niente, cominciamo a parlare ovviamente tutto in sardo, qua c'è proprio sardo italiano, ci sono intere pagine tutte in sardo, cioè la struttura di base è tutta in italiano, però poi ci sono veramente delle grossissime parti, quando si parla di nuragologia assolutamente tutto in sardo. Eh, quindi si scambiano e a un certo punto Lussorio, che appunto è colui che racconta, che tramanda, dice queste cose. Torna molto indietro nel tempo, cioè qua c'è una visione scatologica dell'essere umano, quindi del sardo come essere umano. L'uomo è stato tradito, è creato difettoso come è stato, ha perduto ogni possibilità di vivere in questo mondo, senza morte e senza dolore. Se ogni tanto notate che parlo in modo strano, è perché la traduzione è completamente letterale, quindi in italiano non rende, cioè strutturalmente è anche errata per certi versi, ok? Abbiate pazienza. Le altre umanità degli altri mondi vivono tutte nei loro pianeti senza dolore e senza morte, perché sono stati creati senza difetti. Loro hanno avuto la sorte di nascere in una terra sincera e il loro essere si è potuto formare senza alcun difetto. Per questo sono umanità migliori di noi, perché hanno potuto ottenere un modo di vivere che è impossibile spiegarlo e farlo capire alla mente dell'uomo della terra nostra, e intende il pianeta. Il corpo e la mente loro è simile al corpo e alla mente nostra in apparenza, ma in sostanza c'è una differenza tale che è come paragonare noi coi pesci del mare e noi con i minerali. Perciò non è possibile nessun paragone e nessuna attinenza. La speranza della nuragologia è che un giorno sarà possibile un legame della nostra mente con la mente di questa umanità perfetta.
posto che non è possibile con il nostro corpo deforme come lo portiamo, andare noi ai loro mondi e loro a venire nel nostro pianeta. La lontananza è troppa e il nostro essere, così come è fatto, non potrà mai vivere lì, come non potrebbero vivere loro nel nostro. La luce è scritto tutto in maiuscolo, quindi la luce, ok, questa è la luce, sa luci va a definire proprio, è una definizione, diciamo, dell'emanazione di Dio. Se dovessi fare un paragone giudaico-cristiano, potrebbe essere lo Spirito Santo in questo senso, ok? Passatemi, mi scusino tutti, di tutta la nuragia e Baba Immanuel per aver detto questa cosa, però ecco, un po' per il senso è quello. La luce, creatrice di tutte le cose del creato, non poteva, anche se sappia ogni cosa al tempo presente, prevedere che nel tempo senza tempo dell'universo, al momento della creazione degli esseri viventi di ogni specie, che in mezzo a miliardi di creature fosse possibile di nascere deformi, sbagliati, esseri con difetti sostanziali, che li ha resi deficienti e in potere di una tendenza al dolore e alla morte, cacciati dal consorzio dell'umano universo, fino a quando saremo viventi in questa terra, imprigionati in questo corpo. Un corpo, questo nostro, che contiene il germe del male, la causa della deformazione che ci differenzia dalle altre umanità sincere della luce. È una cosa molto, molto pesante quella che Lussurio dice a Bante. Sta dicendo che l'uomo è sbagliato di per sé. Io, francamente, in questa cosa ci vedo molta influenza, attenzione, molto collegamento con tutto ciò che portava avanti, per esempio, Gurdjieff, ok? Quindi io quando sento parlare di questa cosa, non capisco se veramente sia qualcosa che proviene dalle antiche conoscenze dei sardi legate alla nurageologia o se sia influenza dell'autore. Io ve lo dico molto, molto francamente. Adesso parlo anche da esoterista, vi dico che da un punto di vista energetico, quando si parla di uomo zegu, quindi uomo difettoso, io mi scatta una roba dentro che dico, "Mm, questa roba non è nostra, non è sarda, io non so cosa dirvi, a me mi prende così. Poi io ovviamente li leggo, li rileggo, però mi viene da dire questa cosa. Poi sono prontissima a essere smentita nel momento in cui arriverà qualcuno che è figlio della nurageologia da millenni e mi dice no, no, proprio fa parte della nostra tradizione, assolutamente che l'uomo è difettoso. Io nei miei lavori esoterici che ho fatto, quello che ho visto è che non è che è tanto l'uomo è difettoso, cioè a un certo punto ha difettato, ok? Quindi, boh, in questo senso sì, si ricollega, però non lo so, c'è qualcosa che mi stona in questa cosa, ma andrebbe approfondita o probabilmente è solo un passaggio perché siamo al secondo libro, magari negli altri libri iniziamo a sapere qualcosa di più specifico. Adesso diciamo che era quello che è giusto dire, che era giusto dire a Bante in quel momento, cioè Lussorio quello poteva dire a Bante, ok? Anche i nomi sono nomi parlanti. A proposito, a me Bante mi ricorda sempre qualcosa, qualcosa di letterario, quindi se vi viene in mente per quanto riguarda la letteratura sarda dove c'è di nuovo ancora questo nome, fatemelo presente, perché io ho la sensazione che potrebbe essere un personaggio di Grazia Deledda, ma non sono sicura e non ho avuto il tempo di fare questa cosa perché se per cercare se torna quel nome mi metto a aprire i libri di Grazia Deledda sono fregata, cioè passo 10 anni a leggere Grazia Deledda, quindi Grazia Deledda piano piano perché mi mangia, è troppo bella e continuo a leggerla all'infinito, quindi non l'ho fatto, però se c'è qualcuno che gli viene in mente questa cosa mi faccia sapere per favore. No, mi spiace, non lo sa Ivano. Ok. Eh, Chi è della Divina Commedia? C'è un Bante nella Divina Commedia? Ah, Bante della Divina Commedia. Sì, Andrea, ti stavo anche ascoltando, eh? Quindi Bante della Divina Commedia, certo. Li hai letti tutti e sei i volumi? Sì, li ho letti tutti e sei, sì. Li ho letti tutti e sei più di una volta, ma ogni volta che li leggo c'è qualcosa di nuovo. Mi sembra di non averli mai letti. Oppure mi sembra di averli letti 1000 volte che boh, non mi sta dicendo niente di nuovo in certi pezzi, in certi altri dico, ma questo pezzo me l'avevo saltato l'altra volta, è particolare, sono libri molto particolari. Eh,
Ok, continuiamo. Se avete domande, io sono sempre qui, ragazzi. Eh, abbiamo un'altra cosa, sì, a pagina 76, l'ho già detto. A un certo punto poi Luxorio purtroppo ci abbandona, passa a miglior vita e c'è proprio una scena dove viene descritta l'inumazione. Anche questo è molto interessante perché viene descritto, diciamo, il rito della nuragia della sepoltura. Quindi vi leggo anche questa parte che è molto interessante. Dopo la morte di Lussorio si innescano tutta una serie di dinamiche, di rituali particolari all'interno di questa azienda dei Donosu, proprio alla luce della morte di questo Baba Imman, perché era su Contadori, quello che portava avanti la tradizione. E quindi assolutamente andava celebrata questa cosa, commemorata. Mosca, vattene. Ehm, vi leggo questo pezzo. Durante la notte, i Sotsusu con tutta la famiglia dei Donosu, maledetta Mosca, al completo, secondo la tradizione nuragica, avevano assistito alla inumazione di Luxorio. Resa nuda alla salma, l'avvolsero dentro un sacco di orbace bianco e calata in piedi dentro una fossa sotto il grande albero di quercia che stava al centro del pianoro di Montiga, il posto scelto da lui come luogo di sepoltura. Quindi ci spiega all'interno, cioè, di questo libro specifico, ci spiega come venivano seppelliti i morti secondo i riti della nuragologia, cioè la salma completamente nuda, avvolta da un telo di erbacce bianco. L'erbace, vi ricordo, è la lana di pecora trattata in modo specifico per essere impermeabile, quindi è la lana impermeabilizzata. Quindi veniva avvolto appunto all'interno di questo telo di erbacce e poi calato dentro una fossa fatta sotto un albero specifico col quale aveva fatto il comparatico quando aveva l'età giusta per fare quel rito là, in un luogo però che aveva scelto lui appunto. A pagina 90 succede che a un certo punto lo stesso Lussorio, prima di morire, dà l'autorizzazione alla divulgazione di tutte le conoscenze, alla divulgazione delle conoscenze della nuragologia. Anche questo è assolutamente un passaggio importante perché può dirci implicitamente perché l'autore si è sentito autorizzato a parlare di queste cose. Può essere che effettivamente abbia ricevuto il permesso di poterlo fare, sempre se consideriamo che effettivamente la nuragologia e la nuragia non sia qualcosa di inventato, ma qualcosa che esiste davvero. Non so, ditemelo voi, io non ne ho la certezza matematica di questo. Quindi a un certo punto Bante vuole saperne sempre di più, è anche morto il Lussorio, non sa che cosa fare. Ehm, prima che trovi una soluzione a questa cosa, arriva zio Tommaso a casa sua, cioè zio Tommaso, zio perché zio è la carica che noi sardi diamo alle persone che rispettiamo ma che non per forza sono parenti. Questa è una cosa tipica della cultura sarda e di tutte le società semplici, tra l'altro, perché il fratello della madre è uno assolutamente diciamo, dei ruoli più importanti all'interno di tutte le strutture semplici delle società del pianeta. E in Sardegna proprio l'abbiamo istituzionalizzata, cioè zia, zio rappresenta proprio un senso diciamo, di rispetto nei confronti di una persona che non per forza è tuo consanguineo, ma sei zio. Un po' come lo zio moderno di adesso, ma con un carico di significato decisamente più profondo e potente. Quindi Babà il Luxorio ha detto, ah, questo ve l'ho messo tutto in sardo, non lo so. Eh, Ah, non c'è in italiano questa cosa, è tutto in sardo. Babà e Luxorio hanno prima da morire che sarebbe la storia da vai, conosce sanno regia. E forse se propuso che danno su Duzzerrianta a su dominario in soro. Benja da aspettare su dottori Banti. Quindi praticamente c'è scritto che è stata data l'autorizzazione da parte di Luxorio di parlare di nuragologia, quindi viene nella nostra azienda, caro dottor Bante, che ti raccontiamo tutto. Incontra Zio Tommaso, iniziano a parlare di tutta una serie di cose
Eh, E c'è un passo molto importante adesso, veramente un passo molto importante. C'è sempre, Tsudomasu porta avanti una dicotomia molto importante, che è quella del sanuragia versus strangia, cioè sanuragia intesa appunto come tutte le conoscenze che a partire dai nuraghi si tramandavano come identità sarda, quindi culturale, eccetera, eccetera, come vi ho detto prima, versus la strangia, cioè tutto ciò che è esterno. Ok, quindi proprio la dicotomia identità-alterità, così proprio. Per quello vi dico che spesso penso che comunque Don Raimondo De Mura abbia studiato antropologia perché questo tipo di dinamiche un minimo devi averle presenti per poterle rianalizzare. A pagina 99 abbiamo un passaggio molto importante. Ho già detto anche nelle altre live che i racconti della neurologia tutti ce li hanno in bocca, in pochissimi li hanno letti e soprattutto perché ce li hanno in bocca per questa cosa degli uomini blu, il popolo blu, gli uomini blu, questi extraterrestri che sarebbero venuti in Sardegna, quindi gli ufologi ci vanno a nozze con questa roba e niente, tutti ne parlano così senza sapere niente, magari non ci hanno manco mai messo piede in Sardegna, però si sentono autorizzati a parlare di queste cose. Io non lo dico con picca da mamma e manna, babà e manno, lo dico semplicemente anche da studiosa di antropologia e di materie umanistiche, cioè un minimo di infarinatura generale di contesto prima di poter fare l'analisi sarebbe anche gradita. Quindi a pagina 99 abbiamo un discorso che fa proprio Tsudomasu al dottor Bante e riprende il discorso dell'antichità dei sardi, cioè come mai i sardi nascondono questa cosa, di questa loro conoscenza, perché non se ne parla mai, che cosa è successo, eccetera, eccetera. La domanda che aveva fatto a Lussorio prima che morisse, gli ha detto ne riparleremo, invece poi è morto e allora glielo dice Tsudomasu. Raccontano nell'antichità che i ricchi di Roma, e non solo di Roma, la pagavano a peso d'oro, una forma di formaggio sardo contornato di grandi figure, secondo il racconto che era stato ordinato dall'acquirente. Quindi parla delle forme di formaggio proprio istoriate, ok? In base a chi l'aveva, insomma, chi l'aveva ordinato. Ed è abbastanza una cosa anche tipica del nostro artigianato attuale in Sardegna, cioè quello di, in base, diciamo, anche al prestigio di chi aveva ordinato, di chi ha ordinato quel prodotto artigianale si fanno dei riferimenti specifici nella simbologia piuttosto che altri. Questo è abbastanza parte della nostra tradizione. Eh, Una volta, raccontano gli antichi, un grande signore di Roma che aveva per cognome Strabone ed era lo zio di Giulio Cesare imperatore, che aveva difeso i sardi in un processo, aveva chiesto di confezionargli una forma di formaggio, contornato da florileggi e figure che gli ricordassero l'amore per Licia, l'adorata sposa volata in cielo su un carro di fuoco. L'organizzazione segreta della guerriglia anti-romana, Sammatakui, ne parla anche in altri libri, per realizzare il desiderio del grande signore, amico dei Sardi, aveva riunito i migliori casari della Sardegna e ad essi aveva dato ordine di confezionare quella monumentale forma di formaggio artistico, una forma che pesava 150 kg, eh, alta 2 metri e larga, circolare con sopra la figura di Licia su un carro di fuoco, simile a quelli che scendevano in Sardegna pieni di uomini blu. Cioè, qua si è passati a parlare dal formaggio agli alieni, così. Cioè, è per quello che vi dico che questo libro va letto bene, cioè, certi passaggi sono inseriti all'interno di racconti della qualunque, come tipico di noi sardi, che stiamo parlando delle cose più superficiali, improvvisamente tiriamo fuori delle cose profondissime, quindi bisogna stare molto attenti. Pieni di uomini blu. E qua dice una cosa importante. Dice così, su un carro di fuoco simile a quelli che scendevano in Sardegna pieni di uomini blu. Uomini trasparenti del pianeta blu. Ah, non sono più blu gli uomini, eh? Sono blu perché sono del pianeta blu, però sono trasparenti.
Quindi già tutte le speculazioni di un sacco di persone che ho sentito online se le possono dimenticare, perché qua dice una cosa molto specifica, uomini trasparenti. Quindi stiamo parlando di un altro livello spirituale, non stiamo parlando di esseri di carne, perché sono trasparenti come Carasbiu, eccetera, eccetera. Quindi stiamo attenti. Uomini trasparenti del pianeta blu che nella remota antichità erano atterrati e i sardi per poterli ricevere avevano fatto costruire ricoveri sottoterra e altri li avevano collocati dentro grotte vicino al mare perché non potevano prendere contatto né col sole né con l'aria terrestre. Il corpo che avevano fatto di sostanze che non tollerava la nostra atmosfera che li bruciava e svuotava di ogni energia. Questo fatto storico, raccontano gli antichi, lo hanno descritto con la scrittura figurata sulle pareti di queste grotte. La scrittura figurata è quel tipo di scrittura sarda che i vescovi, preti e monaci della Chiesa chiamavano la scrittura dei demoni e avevano ordinato di cancellarla da ogni luogo perché portavano mala sorte. A me pare che la mala sorte alla Sardegna l'abbiano portata loro. Quindi, nuragia, strangia, assolutamente contatto con esseri di altre dimensioni, ma non troppo di carne. Quindi stiamo parlando di qualcos'altro, cioè sono blu, ma non nel senso che sono blu, ma sono del pianeta blu, sono trasparenti, non so. Magari è soltanto un livello perché siamo al secondo libro, aspettiamo di vedere magari negli altri libri cosa dice esattamente. Prima di lasciarvi, che sono le 8:15, sono stata bravissima perché qua c'è un sacco di roba, ragazzi. Vi devo dire un'ultima questione. Una roba che mi avete chiesto in tantissimi in privato sulle questioni esoteriche è sulla magia rossa, ma proprio in tanti. Negli ultimi, diciamo, da settembre, moltissime sorelle e moltissimi fratelli mi chiedono come funzioni questa cosa, cioè nel senso che influenza ha anche nella nostra modernità. Io l'ho detto anche in una live da Radius, che la magia rossa è assolutamente molto più pericolosa della magia nera. La magia rossa abbiamo visto che è strutturale nella via della mano sinistra, ed è una cosa molto complessa. Non è una questione che c'è il bigottismo di mezzo, no, sono energie tra le più forti del pianeta, le più forti del pianeta. C'è da dire questa cosa, che i racconti della numerologia portano avanti il punto di vista maschile. Qua io di femminile non ho visto niente in tutti e sei i libri. Ho visto pochissime cose. Una delle poche cose che è presente qua dentro è la figura della Nanai. La figura della Nanai è un ruolo sociale specifico che è quella di maestra dell'amore, quindi l'insegnamento del lato sessuale secondo l'anuragologia. Quindi si tratta di una sorta di magia rossa fondamentalmente, ma non è così semplicistico perché qua abbiamo dei concetti veramente molto attenti e molto specifici. Quindi, cosa succede al nostro protagonista? Io poi arrivo verso pagina 115, poi ve lo leggete il libro perché non ve lo posso leggere io, non funziona così. Il lavoro è personale, ragazzi, il lavoro esoterico è personale, si sta insieme in gruppo, si imparano tante cose, c'è qualcuno che dà il là, però il lavoro esoterico è personale, quindi la parte finale ve la vedete voi. Però a pagina 115 cosa succede? Succede che Bante a un certo punto, niente, Maria Teresa ne ha un po' le palle piene di questo mezzo continentaletto che ogni tanto prende dei granchi paurosi, fa delle gaffe allucinanti, gli presenta personaggi che dicono cose assurde. E quindi niente, lei ogni tanto se ne discosta sempre di più. Poi anche lui ogni tanto c'è questi attacchi patriarcali, diciamo, dove dice tu donna fai questa cosa, e lei se lo guarda così, ma cioè, da dove sei arrivato? Cioè non sei di qua, non c'hai neanche un parente qui, sì, sarei il nipote del vescovo, ma a me non me ne frega niente, torna da dove sei venuto, non mi comanda neanche mio babbo, così vattene. E quindi si crea questa roba che lui non riesce a capire. Ehm, Perché purtroppo non ha avuto la mamma, quindi la mamma non gli ha spiegato esattamente come si comporta, ci si comporta con le donne sarde. Quindi lui è sempre preso a male perché gli piace troppo Maria Teresa, perché è troppo bella, l'amore angelico, eccetera, eccetera. Quindi in tutto questo si prende malissimo e se ne va da una nanai, giustamente la nanai più famosa di esse, che è Peppica.
E a un certo punto viene proprio descritta la questione della sessualità nella nuragalogia, che è una cosa molto importante. Allora, sin dalla prima notte che aveva dormito a casa sua, Peppica l'aveva voluto nel suo letto e Bante non si fece pregare, anzi, gli amplessi amorosi con quella donna sana e piacevole furono pieni di amore, goduti secondo le norme millenarie della nuragia, che aveva come postulato fondamentale Samorid de Sallugi, quindi l'amore di luce, della luce. Ma tutto molto New Age, vero? Invece no, è altra cosa. Bante aveva chiesto a quella Nanai, cioè assistente sessuale, tradotta questa cosa, cioè, vabbè, ok. Tanto esperta nel fare l'amore alla nuragia, ed ella gli disse che fare l'amore secondo quelle antiche norme significava raggiungere il piacere assoluto. Qua parte una roba tutta in sardo che ai sardi consiglio di leggere perché veramente ci sono delle sfumature che in sardo, capito? In italiano sembra tutta un'altra roba, quindi vi assicuro che è meglio leggerlo in sardo. In italiano gli dice così: l'uomo e la donna possono tenere parte quando la natura chiama. In italiano, visto che non vuol dire niente, possono tenere parte. Vabbè. Significa che possono avere un atto sessuale quando la natura li spinge ad averlo. Non si neghi mai a questo bisogno della natura, si vada a servire questo portento della natura, preparati con rispetto e sincerità. Natura tre volte. Abbiamo parlato di sesso, tre volte c'è la parola natura. Attenzione. Tra l'altro in Sardegna sa natura indica proprio anche l'organo sessuale, cioè è un eufemismo per indicare l'organo sessuale. Si definisce così, sa natura. È bellissima questa cosa perché da un punto di vista esoterico, da un punto di vista dell'energia, è qualcosa di molto profondo, molto molto importante. Ogni atto sia fatto con sacralità, mai corichino a letto uomo e donna se non sono pronti col corpo e con lo spirito. Mai corichino a letto è bellissimo tradotto in italiano. Eh sì, quindi mai grocchiti sul letto sicuramente, non l'ho visto in sardo, però. Cioè comunque mai si sdraino insieme, mai insomma, vadano a letto insieme, questo è il senso. Che se non sono pronti col corpo e con lo spirito, facciano il bagno e si profumino si profuminino, profumino, vabbè, quello là, e si profumino, cenino, non riesco a leggerla questa, di magro e bevano essenze radiose di erbe. Essenze radiose di erbe. Cosa sono le essenze radiose di erbe? Io che sono strega lo so, però fa ridere tradotto così in italiano. Eccitanti, ma non troppo. A giusto tono, voi lo sapete in italiano cosa vuol dire? Vabbè. A giusto tono, per entrare in amore in perfetto suono con il ritmo della natura dell'universo. Anche qui, cioè, veramente, siamo passati immediatamente all'ermetismo alchemico, così, di botto proprio. Per entrare in amore in perfetto suono con il ritmo della natura e dell'universo. Nudi facciano i movimenti dei corpi loro con armonia, senza sveltezza, mettendo dentro ad ogni movimento il sentimento dell'amore, in modo che gli organi della natura possano tintinnare come campana di cristallo o di bronzo e suonino uniti alle onde eterne dell'universo e della luce, sempre scritto maiuscolo. Quando l'uomo raggiunge il culmine dal punto di vista fisico, se non è per creare un figlio, interrompa il coito e permetta a questo seme che contiene lo spirito eterno di un essere non creato ancora di aprirsi, facendo così partire al luogo del principio di tutte le cose l'essenza che doveva essere uomo e non può più essere, ma potrà in un altro luogo. Ripudiato sia l'uomo e la donna che non rispettano questa sacralità nell'atto più alto e universale di tutte le cose create dalla luce. Allora, qua veramente c'è alchimia, c'è ermetismo, c'è anche molto gnosticismo, perlomeno certo gnosticismo specifico. Non iniziamo a parlare di gnosticismo, se no ci vediamo dopo domani. Però attenzione, c'è proprio questa cosa, cioè alcune frange dello gnosticismo, forse anche tutte, non lo so esattamente perché non mi sono occupata più di tanto di questa cosa, mi sono solo affacciata in quel mondo.
pensa proprio appunto che la dispersione del seme sia uno diciamo, degli orrori peggiori che si possano compiere contro il divino, ok? E per questa cosa appunto si pratica anche proprio la ritenzione del seme, eccetera. Qua c'è proprio una visione diversa, va benissimo farlo, l'importante è che ci sia un intento specifico, deve essere quella vibrazione specifica per fare in modo che quell'essere non rimanga incastrato in questo spazio-tempo. Non è che tu fai il lancio del seme e poi tutti questi esseri vanno in giro così, ok? Va fatto in modo specifico e attento. Qua ovviamente va molto studiato, va molto interiorizzato anche questo aspetto perché è una cosa assolutamente molto personale, quindi chiedo a tutti voi di fare le vostre riflessioni personali, però quello che mi sono sentita di dire assolutamente ve lo dico. Infine, prima di concludere, perché sono le 8:25, io mi rifaccio i complimenti da sola perché c'è un sacco di roba qua dentro, ma io avevo preso le cose più importanti. Infine, cosa succede? Succede che a un certo punto il protagonista ritrova quel collegamento forte con la Chiesa Cattolica, quel peso iniziale che sentiva quando è arrivato a esse, inizia a essere qualcosa che lo accompagna, che lo spinge e quindi diventa una protezione sia fisica che materiale molto forte. Da lì poi insomma, ci sarà veramente lo stravolgimento del protagonista, che può essere anche il vostro stravolgimento, quindi leggetevelo, non vi posso dire altro. Vi lascio 5 minuti per fare un po' di domande. Io vi ho detto le cose assolutamente più importanti. Allora. Eh, Nessuno sa dove reperire questi libri? No, è andata a fuoco alla casa editrice, ci sono soltanto i PDF o le fotocopie. Non esiste nient'altro, è veramente molto difficile trovarli. Quindi niente, dovete fare riferimento a me che ho gli originali con l'autografo di Don Raimondo De Muro che l'ha scritto e ha detto in un futuro qualcuno prenderà questi libri e ne farà qualcosa di buono. E io ci sto provando, ecco. Eh, non si ritrovano in vendita, ok. Ci sono biblioteca a Cagliari. L'attore aveva una profonda conoscenza delle scienze esoteriche, è vero. L'ultima cosa che vi ho letto, allora, c'è sempre questa ambiguità molto particolare in tutti i racconti della nurageologia, cioè ci sono delle cose che effettivamente se noi siamo molto addentrati nella cultura sarda, quindi non so, andiamo in enclave specifiche di grande identità sarda, io non faccio riferimento perché ognuno ha le sue enclave specifiche, cioè luoghi dove veramente si sente se stesso, socialmente parlando, non personalmente, socialmente. E facciamo delle domande specifiche, arriva una saggezza antichissima che chi ha studiato anche altre cose esoteriche che vengono dall'esterno si palesano, c'è un collegamento molto forte e sono persone che assolutamente a livello di cultura adottata, cioè di cultura immessa, non hanno niente, perché magari sono persone che sono totalmente impregnate nella cultura tramandata, cioè persone che hanno un livello di studio molto basso, ma una saggezza infinita, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo aspetto della cultura sarda che è assolutamente molto esoterica di per sé, molto profonda di per sé, ed è qualcosa che ha assolutamente affascinato tutti. Quando vengono in Sardegna c'è un'energia, c'è un proprio questa cosa, mi batte forte il cuore, mi fa emozionare. C'è questo legame molto forte. Quindi consideriamo che la cultura sarda già è esoterica di per sé, ok? Però certo linguaggio è particolare perché, non lo so, alcune cose sembrano veramente, diciamo, certe parole le ritroviamo nella nostra cultura. Brevo, adagio, luci, tutta una serie di altri campi semantici, direbbe qualcuno. Altri non lo so, lì dentro ci sono un po' di parole che mi sanno un po' di alchimia, un po' di gnosi, un po' di, insomma, un po' di forzatura forse, però magari è la mia percezione o magari è proprio perché è il secondo volume. Indubbiamente, già il fatto che abbia strutturato in questo modo, altre
cose molto specifiche che riguardano, non lo so, in generale, la struttura proprio di come è scritto il libro, riportano al fatto che abbia una conoscenza iniziatica. Io ora non sono in grado di dire che tipo di ambienti istituzionali, para-istituzionali frequentasse, che tipo di enclave esoteriche potesse frequentare, però secondo me un po' di influenza c'è, ecco, in questo senso. Sì, 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 Claudio, assolutamente c'è da fare una riflessione in questa cosa. Anche questo aspetto qua, sì, allora, a parte il fatto che la Chiesa Cattolica nei sincretismi ha fatto in modo proprio che la questione sessuale in Sardegna diventasse tabù, come ovunque l'ha fatto alla fine. E quindi diciamo che questo aspetto culturalmente non è molto chiaro. Certo, poi dal turpiloquio, da altre cose si capisce che tipo di concezione della sessualità c'è di base, diciamo, anche si può fare, diciamo, da una cosa molto, molto grezza, si può trovare l'aspetto più alto. Però dettagli di questo tipo è praticamente impossibile conoscerli se non attraverso, diciamo, piccoli gruppi che possono lavorare in questo senso, ma io, per esempio, personalmente non ho mai avuto contezza di un tipo eh, diciamo, di consapevolezza o competenza tramandata in questo senso. Anche la figura della Nanai è una figura molto particolare che va comunque analizzata, va compresa meglio, non è riconosciuta così. Nanai è un termine che conosco solo qua. E se andiamo a vedere, è Iana al contrario. Ehm, è Yanan. Adesso è scritto con la Y tra l'altro, e quindi anche l'Y, la questione della Y esoterica, eccetera, eccetera. Non lo so. Non lo so, è molto particolare questa cosa. Ciao Marta, grazie per il tuo lavoro. Adoro questi libri, li ho letti tutti di un fiato l'anno scorso e ora vorrei studiarli uno a uno come stai facendo tu. Mirtina, vai, fallo, fallo. Cioè, prenditi il tuo tempo e fallo. Assolutamente la prima volta si leggono tutti d'un fiato, poi la seconda volta inizia a essere non tanto più faticoso, quanto non lo so, più profondo, più ti attira l'attenzione qualche dettaglio che la prima volta eri troppo presa dalla narrazione, no? Dal sapere proprio, diciamo, informativo. E poi ogni volta che lo leggi è sempre qualcosa di più profondo, quindi sì, sì, fallo assolutamente. Quello che vorrei appunto capire è da dove ha preso tutte queste informazioni il Demuro Caredda. Già, è molto difficile da dire questa cosa, non è chiara. Però ecco, bisogna considerare anche che sappiamo bene, noi che pratichiamo studi esoterici, che molte conoscenze possono provenire anche dal nostro stato più profondo. E quindi non significa che non siano vere, significa che possono, insomma, magari essere un po' influenzate da determinate questioni personali, però possono avere anche in sé delle grandi verità, quindi non so, l'informazione è particolare. Poi sicuramente nel suo ruolo nobiliare molte cose strutturalmente sono vere, cioè è dimostrato dalla storia, dall'etnostoria, è dimostrato da tutti gli studi scientifici, quindi ritrovate in questi libri dei collegamenti con tante cose in tutto il mondo, assolutamente, assolutamente. Cioè lì è proprio, leggendo questi libri è chiara la struttura. Non che non sia chiara leggendo tutti gli altri libri di altri autori, anche romanzi, però qua la pregnanza proprio, la pregnanza più profonda. Era un iniziato e no, io questo non lo posso sapere, assolutamente. Io sono un'iniziata, secondo te? Ti faccio questa domanda. Cioè, dipende dal concetto di iniziazione, non è facile spiegare questa cosa, è complessa perché uno può essere un iniziato in termini anche culturali interni di pratica chiusa, non far parte, diciamo, di ruoli di chissà quale calibro in termini di, diciamo, categorie istituzionali, massoniche, tutte sette, roba del genere. Quindi, boh, sì, probabilmente è un iniziato. Da chi e da cosa non lo sapremo mai, a meno che a un certo punto non ce lo dica nei suoi libri, vediamo, però è difficile rispondere a questa domanda.
Ragazzi, io ci sono un'ora e mezza, anzi un'ora e 34 giuste, quindi io altri 2 minuti veramente vi abbandono perché io sono stracotta, sono stanchissima, e sono molto, molto potente questo libro anche anteriormente, quindi il carro di fuoco ne parlava Ezechiele e i Fenici, che era il popolo che aveva navigato oltre le colonne d'Ercole. Sì, sì, c'è anche questo riferimento, vedi, anche questa cosa del carro di fuoco, che lui ripete in tante altre occasioni anche. È molto particolare perché dimostra che c'è anche una sua cultura, perché il carro di fuoco può essere presente anche nella cultura sarda. La cultura sarda tradizionale, cioè quella più tradizionale, fa riferimenti e citazioni a cose assurde che uno dice, vabbè, ma questo qua non ha mai studiato niente, cioè non è andato a scuola, a malapena sa scrivere, però il canto orale, per esempio la cultura orale, quindi parlano delle muse, parlano di tutto ciò che è cultura greca e magari non sapevano neanche leggere e scrivere. La cultura orale è questo, è la magia della cultura, era il web dei vecchi tempi, insomma, perché era tutto lì dentro, era tutto nella cultura orale, fatto in formule mnemoniche, quindi il carro di fuoco potrebbe essere anche una cosa presente nella cultura sarda, senza bisogno che l'autore abbia letto qualcosa, ma figurati se non l'ha letto, basta andare in chiesa per sapere che è il carro di fuoco, quindi bisogna capire qua, non è facile capire dov'è l'autore che dice le cose, dove è quasi certo che gliele abbiano dette. È un lavoro molto faticoso questa cosa qua. Ok, ragazzi, io chiudo. Grazie a tutti voi di essere stati presenti. Io spero che vi abbia fatto piacere quest'oretta e mezza in cui parlo di questo libro. Quindi sono arrivate fino alla Nanaio, giù di lì, fino a quando lui non ha un incontro ravvicinato del quarto tipo con la Chiesa Cattolica. E poi succederà quel che succederà, vi dico di leggerlo perché tanto i PDF ce l'avete tutti, Omega Click li ha date a tutti, quindi ragazzi prendetevi quest'onere e leggeteveli. Il carro di Nannai, questa è seria, non so. Nannai è la luna, Nannai è la nonna, non lo so, è il nonno. Comunque questa è doppia N che è in Anna, no? Nanai, in Anna, Iana, non lo so, molto particolare questa cosa, cioè andrebbe riflettuta meglio. Io ci sto pensando veramente da tanti anni, però più ci penso più mi incasino, anche perché, ripeto, questo non è un libro per le donne, non sono libri per donne, questo è un punto di vista totalmente razionale, totalmente maschile. Quindi, cioè, non è scritto con la mano sinistra, per intenderci, assolutamente con la mano destra e quindi non lo so questa roba andrebbe studiata un po' meglio, anzi, guarda, c'è Mirtina che mi sta dicendo che appunto le ha lette tutte di un fiato, adesso le vuole studiare, se vuole confrontarsi io sono a disposizione perché non è che perché io ho gli originali, l'ho lette da tanti anni, bla bla bla, io sono l'unica regina dell'universo, no, io ho fatto il mio lavoro, ho strutturato in modo specifico e attento, eccetera, sto divulgando con voi, ma è proprio l'occasione anche di confronto, perché magari quello che non ho visto io ha cavato gli occhi a qualcun altro, quindi sono qua proprio per quello. Bene, è 38 ragazzi, io vi abbraccio, vi voglio bene, mi raccomando condividete, mi raccomando se potete fate una donazione perché il lavoro che sto facendo è veramente tanto, vi ho regalato 2 video a settimana da molti mesi, approfitto di questa live anche per dire che io credo che mi fermerò per Natale, ve lo dico, cioè ho bisogno di staccare, altrimenti poi non produco più niente di interessante, cioè, questa cosa di essere compulsivi nel divulgare diventa, secondo me, controproducente. Quindi a un certo punto io staccherò per un paio di settimane. Poi adesso non ricordo, ve lo dirò a breve, ma la settimana del 20, per intenderci, assolutamente non faccio più niente, fino credo prima o dopo Sant'Antonio, quindi il 16 di gennaio, mi prendo un paio di settimane di ripiglio. Mi dispiace dovervelo dire così, ma sono sicuro che ve la caverete, anche perché avete tanti video da recuperare, molti di voi. Per gli altri ci sentiamo assolutamente su altre piattaforme. Però grazie di cuore per tutti gli input, grazie di cuore veramente per tutto il supporto. Ringrazio Andrea Nardi che l'ho visto prima per tutto l'aiuto, sei preziosissimo. Ringrazio tutte le persone preziosissime
che sono dentro la chat e che insomma sono di grande sostegno e le persone del mio cuore sanno chi sono, quelle che sono lì. Vi abbraccio veramente forte, ci sentiamo presto. Un abbraccio. In buono, a ZB.